Domenica 30 aprile, San Pio V Papa. È il 120° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 245 al termine. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:16. La luna si leva alle 14:36 e tramonta alle 4:04. Si inaugura a Venezia la prima esposizione internazionale d'arte, voluta dallo scrittore Pompeo Molmenti, dal sindaco poeta Riccardo Selvatico e dall'artista Fradeletto. Un critico piuttosto malevolo scrive: «È un'infelice baracca, male ideata e perciò, fin dalla nascita, destinata inesorabilmente al fiasco. È destinata invece ad affermarsi nel tempo come il massimo convegno delle forze artistiche di tutto il mondo». La prima Biennale d'arte raccoglieva nelle sue sale, ai Giardini di Sant'Elena, 516 opere fra italiane e straniere. Le previsioni per domani. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso coperto e precipitazioni diffuse nella notte, poi improbabile diradamento in mattinata, con fenomeni a carattere intermittente o localmente assenti. Nel pomeriggio probabile ripresa delle precipitazioni che diverranno nuovamente diffuse. Limite della neve intorno ai 1800-2100 metri. Temperature minime in aumento, massime in marcata diminuzione. Venti di bora moderati a tratti tesi sulla costa. In quota venti moderati dei quadranti meridionali.